Buongiorno a tutti ragazzi, anche oggi c'è stata una scossa di terremoto alle ore 14:53, quindi oggi 15 agosto 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 ha colpito, diciamo, Cerreto d'Esi, che sarebbe in provincia di Macerata, ragazzi. La scossa è di magnitudo 2,7 e la profondità, come ultimamente sta accadendo, è 7 km, quindi veramente poco. Fortunatamente è stato classificato un terremoto molto leggero e non è stato avvertito, diciamo, dalla popolazione, anche se in realtà era molto superficiale, quindi è stato solamente registrato dai sismografi, quindi nessuna persona si è accorta di questo terremoto, fortunatamente, quindi nessun panico, nessuna cosa, così almeno il Ferragosto non se lo sono ricordati, diciamo, con la paura addosso. Quindi è avvenuta questa scossa a Cerreto d'Esi, che è provincia di Macerata, alle 14:53 di oggi, quindi di poco fa, magnitudo 2,7, profondità solo 7 km, quindi veramente superficiale. Quindi perlomeno queste sono le scosse che hanno un valore un po' alto, diciamo di superiore al magnitudo 2. Mi meraviglio che non l'hanno sentito, forse qualcuno sì, però non c'è stato casino sui social, quindi o chiamate o altro, però c'è stata questa scossa di terremoto. Fortunatamente per ora nessuno credo se ne sia accorto, quindi è meglio così, poi se mai lo vengono a sapere dopo. Sempre ragazzi, quando ci sta un terremoto, qualche cosa, che io faccio sempre una diretta o un video e dico quello che succede, diciamo, nell'Italia e nel mondo. Quindi essendo una scossa di 2,7 ho fatto il video, invece se è una scossa minima non la faccio proprio, diciamo, il video, quindi a meno che non sia una sequenza di varie scosse, che ne so, 20-30 scosse di bassa magnitudo, allora questo è diverso. Questo si chiama bradismo, cioè una serie di eventi uno dietro l'altro, ma non è il caso di questa scossa qui, che è stata solo questa alle ore 14:53. Quindi magnitudo 2,7, profondità 7 km, nessuno si è accorto di niente fortunatamente, quindi ragazzi meglio così. Ci sentiamo con la prossima notizia, ragazzi, ciao a tutti.